Un programma in collaborazione con Un'Industria Treviso, Provincia di Treviso, Casatella Trevigiana DOP, Gruppo ApoVF, Gruppo Grigolin. Cronache Trevigiane è una produzione Z Group. Comincia una nuova puntata di Cronache Trevigiane, siamo qui alle Fiere di Santa Lucia, millenarie Fiere di Santa Lucia, 1351 le edizioni, come ogni anno da tradizione, con Domenico Dalbò che ci deve dire un po' quest'anno all'insegna di cosa. Quest'anno all'insegna dei bambini con le fattorie didattiche, con gli orti, le famiglie, con i pacchetti speciali per le famiglie e con gli stand della casa, i giovani con le gare di speed pulling e dei prototipi. Infatti il messaggio è proprio questo, un'agricoltura che guarda anche a un rinnovamento. Sì, riguarda il rinnovamento e i professionisti, gli agricoltori, con il ritorno dei grandi concessionari, dei trattori e delle attrezzature innovative per l'agricoltura. Ecco, un'agricoltura che non tradisce mai, è sempre capace di reagire anche in momenti difficili. Sì, è un'agricoltura che guarda il futuro. Qui abbiamo tante novità tecnologiche e quindi invito tutti quanti a venire a visitare questa fiera. Allora, grazie a Domenico Dalbò, e noi queste novità tecnologiche ma anche la tradizione andremo ad ammirarla nel corso di questa puntata. Intanto andiamo a vedere questo servizio di Cronache Trevigiane. A tra poco ancora da Santa Lucia. La carne bovina in Veneto ha una lunga tradizione di allevamento all'insegna della qualità. Conciliare però questo obiettivo con leggi ed esigenze odierne, anche economiche, di fronte a un mercato sempre più globale è sempre più difficile. Per questo Azove, organizzazione di produttori con sede a Monselice, si è lanciata da alcuni anni nel progetto di ricerca Sustain Beef in collaborazione con l'Università di Padova. In un recente convegno sono stati presentati i primi risultati della ricerca sulla sostenibilità dell'allevamento del vitellone da carne in Veneto. Così il professor Luigi Gallo, docente di zootecnia speciale presso l'Ateneo Padavino, spiega gli obiettivi del progetto. Il progetto Sustain Beef nasce considerando le esigenze crescenti di produrre in questo caso carne bovina, ma più in generale prodotti di origine animale, considerando ovviamente l'efficienza economica, che è un aspetto primario per i produttori, ma considerando anche tutte quelle che sono le richieste che la società nel suo complesso rivolge attualmente al comparto delle produzioni animali, in termini di protezione dell'ambiente, in termini di aspetti etici della produzione animale, in termini di benessere degli animali e di tecniche di allevamento accettate. Soddisfatto il direttore di Azove, Giuseppe Borin, che racconta l'impegno profuso da tutta l'organizzazione. Un progetto importante, è stato finanziato dalla regione e dalla comunità, ci ha visto impegnati per 30 mesi. Come abbiamo sentito, la massa dei dati raccolti è imponente, perché parliamo di oltre 220.000 capi oggetto di rilevazioni. In oltre 10 anni Azove ha raccolto una mole di dati per fotografare il tessuto produttivo. Negli ultimi 2 anni invece sono state intense le analisi di laboratorio sugli allevamenti e la qualità della carne, come spiega Massimo De Marchi, ricercatore di zootecnia speciale a Padova. Quello che si evince da questa analisi è che la carne veneta è sicuramente una carne di qualità, che presenta ottimi valori di tenerezza e ridotte perdite di gocciolamento. Un dato interessante è stato inoltre il contenuto di grasso intramuscolare, che risulta decisamente inferiore rispetto a quelle che sono altre specie, altre razze presenti e allevate a livello in altri paesi fuori Italia. Ridurre i costi per mantenere sostenibile la produzione di carne comporta un cambiamento di strategia, come Azove sta già facendo e come spiega Giovanni Bittante, docente di zootecnia generale a Padova.
Quello che emerge chiaramente è che non ci si può più presentare di fronte al mercato o di fronte semplicemente all'opinione pubblica con un insieme di allevatori, ognuno dei quali è separato dall'altro, ma il sistema veneto sta diventando sempre più sistema e una logica di filiera, e quindi partendo dall'approvvigionamento degli animali, all'allevamento, alla commercializzazione, finendo alla qualità dei prodotti e ai rapporti sulla salute del consumatore. Il concetto di filiera è dunque la carta strategica per il futuro. Con questo progetto Azove si candida a diventare il centro delle informazioni sulla zootecnia da carne in Veneto. Rientriamo in questo studio ideale dedicato alle fiere di Santa Lucia. Parlavamo di tradizione, non si può che parlare anche di latterie di Soligo. Ovviamente Enzo Bruniera, presidente. Allora, presidente, intanto raccontiamo, il formaggio dicono che viene sempre fatto con il latte, è ancora oggi così? Non sono riuscito a trovare altro sistema e altro modo per fare il formaggio, specialmente il formaggio buono, il formaggio tradizionale. Per fare un buon formaggio ovviamente ci vuole una buona materia prima. Ci vuole un buon latte, ci vuole un latte del territorio, ci vuole i prodotti, quando parlo di prodotti ci vuole il fieno, il mais, ci vogliono i prodotti. L'alimentazione delle vacche. L'acqua del territorio, l'aria del territorio, perché tutto questo fa la differenza. Ecco, fa la differenza ad esempio un burro così, no? Che stavamo degustando, un burro speciale perché? Si parte, ma è semplicissimo, si parte da una materia prima che è eccezionale, è la panna d'affioramento. Nei nostri barattoli, nelle nostre scatole c'è panna d'affioramento. Questo non è che abbiamo portato qui una panna che è particolare perché è di affioramento del nostro latte, ma non che ci sia chissà che cosa. Quando che le nostre vecchie una volta, no, quando dico vecchie, dire mia madre e le donne che lo facevano, mettevano il latte dalla sera alla mattina, affiorava la panna, con la panna d'affioramento facevano il burro e viene fuori questa freschezza, no? E questo sapore che è indimenticabile. Ecco, Latteria di Soligo è una cooperativa che è formata da quante imprese agricole? Attualmente sono 270 persone che consegnano il latte, ma la storia parte dal 1883, parte dal fondatore, da uno delle menti che hanno fondato il Toniolo, che lo faranno anche beato del prossimo anno. Schierati questi personaggi che hanno visto, hanno capito che c'era bisogno di avere dei prodotti eccezionali, prodotti perfetti li chiamavano loro, e questa è la storia della Soligo, no? Da quell'insegnamento fino a oggi queste tradizioni si sono sempre mandate da casaro in casaro, da sistema, perpetuate nel tempo. Esatto, bravo. Allora, Presidente, io la ringrazio davvero del suo anche racconto, di averci portato una fetta di storia della Soligo che coincide con quella dell'economia agricola trevigiana. Noi ci fermiamo qui, un servizio di cronache e poi ancora tanta fiera di Santa Lucia. I cervi in Cansiglio ormai costituiscono un problema. Il loro deciso e repentino aumento di popolazione sta mettendo alle corde l'ecosistema dell'altopiano e anche le attività agricole e zootecniche della zona. Michele Bottazzo, responsabile dell'ufficio faunistico di Veneto Agricoltura, ci illustra i danni arrecati dal sovrappopolamento di cervi in Cansiglio. Da una parte l'impatto economico, quindi dei danni che possono provocare per le attività zootecniche che ci sono in Cansiglio, ma soprattutto, è quello che parleremo in questo convegno, è l'impatto che ha nel sottobosco, con l'asportazione da una parte di tutta la rinnovazione del bosco, e quindi non c'è più la possibilità di ricambio e ricrescita del bosco, ma anche di tutta quella vegetazione arbustiva ed erbacea del sottobosco che sono importantissime per la biodiversità della foresta stessa e per le nicchie ecologiche di tanti altri animali che non trovano più spazi e diventano quindi in competizione. Veneto Agricoltura sta attuando un piano per contenere il numero di questi animali. Ce ne parla Paola Berto, dirigente del settore attività forestali di Veneto Agricoltura. Abbiamo avviato un piano di controllo della popolazione di cervo che si è concretizzato nella creazione anche di un gruppo di tecnico che si sta occupando direttamente della questione. Il controllo si attuerà all'esterno della foresta, quindi con un aumento dei capi cacciabili all'esterno della foresta, ma anche con delle operazioni di dissuasione all'interno, quindi con alcuni prelievi
di capi all'interno del demanio forestale. Un fenomeno, quello dei cervi in Cansiglio, che ha suscitato l'interesse di numerosi studiosi. Ecco l'opinione del professor Maurizio Ramanzin del corso in Scienze Forestali e Ambientali dell'Università di Padova. Partiamo dalla considerazione che ci sono realtà nelle quali naturalmente è impossibile pensare al ritorno di una sovradensità su livelli invece compatibili con le esigenze dell'ecosistema. E se questo non è possibile naturalmente è necessario intervenire sulla popolazione animale. E fra i vari interventi che a livello europeo e mondiale sono stati testati, perché questo ovviamente non è un problema solo del nostro paese, l'intervento con gli abbattimenti è quello che presenta le minori controindicazioni e i maggiori vantaggi dal punto di vista di efficacia e anche di etica. E rientriamo in questo studio ideale dedicato alle fiere di Santa Lucia. Parlando di tradizioni, noi vogliamo anche inserirci con degli argomenti che guardano all'innovazione, specialmente quella tecnologica. Per questo siamo arrivati qui in casa del Consorzio Agrario di Treviso e Belluno, intanto per incontrare Giorgio Bettio, che è dirigente del Consorzio, e per parlare con lui di tecnologia. Allora, le case, dei vari mezzi, delle varie attrezzature per l'agricoltura, su che argomenti, temi stanno trattando, stanno lavorando? Ma in questo momento l'interesse delle case costruttrici è rivolto alla riduzione dei costi agricoli con una valutazione particolare all'impatto sull'ambiente, quindi gas, i costi orari delle operazioni agricole. E non viene tralasciato la sicurezza dell'operatore. Infatti il tema della sicurezza in agricoltura rimane sempre di grandissima attualità. Qui a fianco sentiamo urlare, sentiamo dei rombi, diciamo che c'è uno spettacolo che sta andando avanti da stamattina. Ecco, prototipi, anche qui c'è innovazione, c'è divertimento, c'è la cultura del motore. Diciamo che è una cosa un po' particolare in quanto si tratta del famoso tractor pulling, che è una gara per cercare di portare avanti una zavorra di non so quante tonnellate nel minor tempo possibile. Quindi sono giustamente dei prototipi, dei motori un po' fuori norma che sicuramente sulle nostre strade creerebbero qualche problema all'attività così agricola. Certamente. Allora io la ringrazio ovviamente per la cortesia e per averci ovviamente spinti a riflettere su alcuni argomenti importanti per lo sviluppo del settore agricolo dal punto di vista della tecnologia, quindi risparmio energetico e soprattutto sicurezza. Noi ci fermiamo qui, un piccolo spazio prima di ritrovarci per la seconda parte di Cronache Trevigiane. A tra poco. Dal 1957 Bassan Sergio ha fatto dei trattori la sua più importante passione e della soddisfazione del cliente il suo obiettivo primario. Vicenza, Padova, Rovigo, Venezia. 4 sedi dislocate in tutto il Veneto per essere sempre vicini al nostro cliente. Apri assieme a noi le porte del nuovo centro vendita e assistenza per le province di Treviso e Belluno. Ti aspettiamo tutto il giorno domenica 18 dicembre a Vedelago in via Nazionale. Bassan Sergio. Buone feste a tutti! Dal 1957 Bassan Sergio ha fatto dei trattori la sua più importante passione e della soddisfazione del cliente il suo obiettivo primario. Vicenza, Padova, Rovigo, Venezia. 4 sedi dislocate in tutto il Veneto per essere sempre vicini al nostro cliente. Apri assieme a noi le porte del nuovo centro vendita e assistenza per le province di Treviso e Belluno. Ti aspettiamo tutto il giorno domenica 18 dicembre a Vedelago in via Nazionale. Bassan Sergio. Buone feste a tutti! Entriamo in questo studio ideale dedicato alle fiere di Santa Lucia e incontriamo il presidente di Aprolav, Terenzio Borga. Allora, Presidente, l'evoluzione si guarda al futuro nonostante una crisi profonda, ma il settore agricolo non demorde, no? Cerca sempre di trovare l'aspetto positivo dalle cose, così anche nel lattiero caseario. Effettivamente noi veniamo da una crisi che non ha precedenti. In questo momento abbiamo il traino dei grana padano e parmigiano che comunque trainano, essendo anche abbastanza importanti per la produzione nazionale, il 40% della produzione viene dedicata a quelli, in
e abbiamo avuto un attimo di una boccata d'ossigeno. Noi continuiamo ad andare avanti nonostante il fatto che comunque i consumi tutti stanno crollando, però vedo che il Made in Italy, vedo che i nostri prodotti, vedo che le tipicità comunque creano curiosità, creano interesse nel consumatore e questo ci dà comunque la forza di continuare. La materia prima fa la differenza, il latte fa la differenza, l'alimentazione delle vacche fanno la differenza e l'Italia da questo punto di vista non è seconda a nessuno. Io ho sostenuto già da tempo che noi non abbiamo copiato mai quello che fanno gli altri, gli altri copiano tutto quello che facciamo noi. E devo ricordare una cosa, se sono nate con le nostre produzioni, faccio l'esempio, la Casatella Trevigiana, la Casatella Trevigiana deve continuare a essere un patrimonio nostro e deve essere difesa. Il consumatore è il primo che deve capire questo. Il messaggio ovviamente lo facciamo sempre transitare attraverso cronache trevigiane e noi ci fermiamo qui, ringraziamo Aprolav e ci rivediamo tra poco. 50 posti letto in più. Sarà questo il risultato dei lavori di ampliamento avviati alla residenza per anziani Città di Roncade. Tanti cittadini intervenuti all'inaugurazione dei lavori tenutasi alla presenza delle autorità comunali e provinciali. Il sindaco di Roncade, Simonetta Rubinato, nell'occasione ha voluto esprimere la sua soddisfazione per l'apertura del nuovo cantiere, un messaggio positivo per tutto il territorio. Spingere per la crescita del paese e dell'economia locale, vuol dire creare occupazione, vuol dire creare motivi di speranza, perché poi sarà una struttura pubblica che servirà la nostra comunità e quindi i motivi per ben sperare sono tanti, nel breve e nel futuro. Soddisfazione condivisa dalla Fondazione Città di Roncade, l'ente che gestisce la casa di riposo e che con questo intervento edilizio porterà a termine il secondo stralcio di una struttura che già ospita 70 anziani. Un investimento per il futuro, assicura il presidente della Fondazione Sergio Leonardi, per il bene della comunità. Sono 3,5 milioni di euro che i cittadini di Roncade hanno dato e che quindi a loro ritorna sotto forma di servizi. È una tappa estremamente importante per tutta la comunità. La Fondazione ha solo il ruolo di gestire questa struttura, ma diciamo che questa struttura appartiene ai cittadini di Roncade. Ecco una breve descrizione dell'intervento che verrà realizzato, fornitoci dal geometra Gianni Mestriner. Il secondo stralcio prevedono 50 posti letto, sono 2 piani, sono circa 2000 metri quadrati, cioè 1000 al piano terra e 900 al piano secondo. Ci sarà un giardino interno in questa zona qui, come è già stato realizzato di là, di 500 metri quadrati. Non solo nuova ospitalità, ma nuovi servizi per tutto il territorio comunale. Questo è il futuro della residenza Città di Roncade, che punta a divenire un centro servizi per la comunità, come spiega il sindaco Rubinato. Poi per strada credo penseremo ulteriormente ad ampliare questa struttura perché continui in futuro, nei prossimi anni, a dare sempre più servizi, non solo agli anziani che qui sono ospitati, ma anche alle famiglie e agli anziani che rimangono in casa nelle loro famiglie, quindi ulteriori servizi per favorire anche la residenzialità. E per un cantiere che si apre a fine 2011 la speranza è costruire un 2012 migliore, questo è l'augurio del presidente Leonardi. Aprire questo cantiere è un momento di speranza e di augurio, quindi buon Natale a tutti e speriamo che il 2012 sia anche un anno più prosperoso per tutti. 147 i ragazzi premiati da Credito Trevigiano per la 24esima edizione del Progetto Studenti, l'iniziativa che coinvolge ogni anno i giovani soci o figli dei soci distintisi per meriti scolastici. Tra questi sono 50 i neolaureati e 97 gli studenti delle classi intermedie delle scuole superiori premiati sul palco della Sala Sanson di Vedelago. A tutti va il plauso del presidente di Credito Trevigiano, Nicola Di Santo. Sei una folta schiera di ragazzi e di studenti meritevoli. Siamo passati dalla prima iniziativa del 1987 con 90 premiati a quasi oltre 150 di oggi, quindi vuol dire che incentivare i giovani allo studio e al sacrificio della scuola e per la scuola sta dando risultati. In apertura della premiazione un meeting rivolto ai tanti giovani presenti in sala e dedicato alle attività del terzo settore, il cosiddetto no profit, un settore il cui futuro, assicura il relatore Luciano Zanin, non è fatto solo di volontariato ma anche di professionismo. Il volontariato non solo è auspicabile che diventi, ovviamente senza togliere il valore della gratuità, è auspicabile che diventi una professione perché il mondo del volontariato e del no profit ha bisogno di professionisti. Credito Trevigiano, una banca giovane per i giovani, non solo perché premia i meriti dei ragazzi che spesso non vengono riconosciuti dalla società, ma anche perché si distingue per essere un istituto innovativo.
Credito Trevigiano infatti è la prima banca di credito cooperativo pronta al varo dell'internet banking, con una speciale novità tecnologica che ci spiega il direttore generale Umberto Longo. Abbiamo sviluppato in autonomia un applicativo che sarà disponibile su iPhone e presto su iPad, che consente di avere l'accesso diretto alla banca senza recarsi presso i tradizionali sportelli bancari, presso le nostre filiali. Quindi una banca giovane perché fatta di tecnologie tipiche dei giovani. E per la prossima edizione del progetto Studenti, la 25esima, un'anticipazione del presidente Nicola Di Santo. Vorremmo dedicare una borsa di studio a coloro che vorranno dare idee nuove, iniziative nuove per una banca moderna, per una banca del futuro, per una banca dei giovani. Una banca a chilometri zero deve pensare soprattutto al domani, quindi a molti chilometri più avanti. E camminando nel solco della tradizione di queste fiere millenarie di Santa Lucia, non potevamo che incontrare questo signore qui, Tiziano Spigariol, l'uomo del tabaro, conosciuto poeta, cultore della tradizione, ma sempre con uno sguardo anche su quello che sta per accadere. Tra poco ci arriviamo. Alberto Nadal, assessore di Santa Lucia. Alberto, cominciamo con te. Col dire che ci sono delle bellissime novità per queste fiere. Ci sono molte novità per queste fiere. Innanzitutto abbiamo riportato alcuni espositori storici alle fiere di Santa Lucia, quindi abbiamo portato la materia prima, abbiamo portato la sostanza alle fiere, perché sono fiere dell'agricoltura e degli agricoltori. E poi delle polizze anche assicurative, se non sbaglio. Esattamente, abbiamo portato una polizza unica in Italia che coprirà in parte le nostre fiere, perché come sappiamo sono fiere tradizionali, fiere all'aperto e quindi esposte al tempo, alle variazioni del tempo climatiche. Un ringraziamento in tal senso alla fatta del consorzio agrario, ma noi ci soffermiamo, apriamo una finestra sul futuro e ti chiedo scherzosamente, Tiziano, di guardare nella palla di vetro e cosa vediamo per il 2012? Allora, noi ci siamo attrezzati in questo modo, una riproposizione storico-culturale, sono le nostre scarpe, che noi le abbiamo chiamate le Timberland del 3000, eccole qua, con la suola di legno. Se dico A, è sempre agricoltura anche per il futuro? Sì, A deve essere solo agricoltura, deve essere un omaggio alla terra che bisogna assolutamente rivalutare. Mauro Corona ti piace? Mauro Corona è un amico da tanto tempo e preferisco le belle signore. Allora, grazie Tiziano, grazie Assessore. Noi ci fermiamo per questo servizio di cronache trevigiane e poi l'autore Mauro Corona ai nostri microfoni per concludere questa puntata dedicata all'agricoltura e alle fiere di Santa Lucia. Tra poco. Il Natale si avvicina e il Veneto non si fa trovare impreparato. Mercatini artigianali e manifestazioni culturali riempiono il calendario di dicembre e affollano vie e piazze dalla pianura alla montagna. L'arrivo della neve e l'avvio della stagione sciistica rendono però le vette venete protagoniste indiscusse per turisti e visitatori. Bancarelle e botteghe offrono un'occasione in più per rilassarsi, magari dopo una giornata sulle piste, ma anche un'opportunità per scoprire o riscoprire nuovi borghi e nuove città, come spiega l'assessore regionale al turismo Marino Finozzi. Noi cercheremo di animare le nostre piste da sci attraverso l'organizzazione di tanti piccoli mercatini del Natale, mercatini che hanno già dato molto in altre realtà, pensiamo solo all'Alto Adige o al Tirolo, dove stanno diventando una importante occasione per attrarre turismo. I turisti che vengono a visitare le nostre montagne dove siamo cresciuti nella stagione estiva. Le proposte non mancano dalla pianura ai monti. Dal Natale in Laguna, che va in scena nel centro storico di Venezia, ai banchetti e casette di legno di Belluno, Cortina, Pedavena e molti altri borghi montani. Ogni piazza saprà offrire prodotti tipici, addobbi natalizi e artigianato locale. La nostra montagna veneta si sta in qualche modo specializzando. Ci sono realtà che si stanno specializzando per lo sci di discesa, che è il classico per la vacanza invernale, ci sono altre realtà che si stanno specializzando per lo sci da fondo e questo dà, come dire, una opportunità, una varietà di offerta che può essere di gradimento per qualsiasi esigenza sportiva e soprattutto per i bisogni che hanno i turisti che arrivano dal nord d'Europa.
E le conclusioni di questa puntata di Cronache Trevigiane dalle Fiere di Santa Lucia le facciamo con questo testimonial, Mauro Corona, ben arrivato a Santa Lucia, dove ormai è di casa, no Mauro? Sì, dove c'è ancora una memoria per questo progetto dimenticato che si chiama Terra, quindi l'agricoltura, che tutto quello che gira attorno alla cosa che ci tiene in piedi, e quindi sono contento, sono fiero di essere qui a una fiera di terra. Agricoltura, ovvero settore primario, e se viene chiamato così ci sarà un motivo. Ma la gente trascura questa parolina agricoltura. L'umanità intera sta in piedi perché si ciba. E cos'è che ti dà il cibo? La terra. Se continua così, questa crisi, le banche, tutto questo sfascio di cose inutili, di convenzioni. La lira e l'euro sono convenzioni. Quando crollerà tutto, l'uomo si salverà perché dovrà diventare suo malgrado, purtroppo, imprenditore di terra. E invece dovrebbe essere una gioia. Tutta l'umanità che imprende sulla terra, che investe sulla terra. Noi siamo salvi, autonomi, siamo invincibili perché abbiamo il cibo. È un cibo che viene però strumentalizzato, no? Sì, assolutamente. Sì, assolutamente. Quando l'uomo si metterà in testa che i skei servono quelli giusti, non di più, è come la fatica. Serve quella giusta e allora l'uomo capirà che servono tot soldi, non in più. Il superfluo danneggia anche in denaro. Allora, proprio in conclusione, ovvero gli auguri di Natale a tutti quelli che ci seguono, e gli auguri e un saluto a un amico comune, a quel Bruno Bassetto, il macellaio Doc. Bruno Bassetto, se non ci fosse sarebbe una malinconia. Auguro anche a lui un Natale povero e creativo sulla terra. Grazie a Mauro Corona. Cronache Trevigiane è giunta alla conclusione. Ci vediamo come sempre la prossima settimana, stesso orario, stessa televisione. Alla prossima! Un programma in collaborazione con Un'Industria Treviso, Provincia di Treviso, Casatella Trevigiana DOP, Gruppo ApoVF, Gruppo Grigolin. Cronache Trevigiane è una produzione Z Group.